sono Luciana Rasicci e sono qui per un compito per me inusuale, fare delle domande come una giornalista vera alla scrittrice e poetessa Sabatina Napolitano. In verità io sono una psicologa e psicoterapeuta, lavoro a Bologna e ci siamo conosciute attraverso il giornale letterario dove lei mi fece una bella recensione sul mio libro sull'attacco di panico. E poi si è rimasti in contatto e lei, dopo 7 libri di poesie, la ragazza, 32 anni, ha scritto un bellissimo romanzo che si chiama Origami. Questo romanzo io l'ho letto un sabato e una domenica di fila e praticamente sono stata il lunedì immersa in questo mondo fantastico che Sabatina racconta. Il tutto si svolge fra una biblioteca molto ricca, molto antica, e siamo all'anno zero, comunque siamo nel terzo millennio, eppure si respira aria di antico. Però da certi particolari, tipo il computer, il cellulare, così vengo a sapere che è un romanzo postmoderno, non moderno, postmoderno. Il romanzo mi è piaciuto molto anche se all'inizio facevo fatica a leggere la penna di Sabatina. Poi lei stessa l'ha detto nelle sue introduzioni che era una poetessa che si era messa a scrivere romanzi, per cui io ho detto ai ai ai, devo leggerlo un po' come poesia, come poesia. Il romanzo ha un linguaggio immaginifico, a tratti molto, molto realistico, a tratti enigmatico. C'è un rincorrersi di personaggi intorno a questa donna straordinaria. Sabatina usa molto il linguaggio elegante, piena di grazia. E Sabatina sa illustrare anche degli aspetti erotici in maniera romantica e non è poco, e non è poco. Allora, sono pronta per la prima domanda. Dico solo che il romanzo va dalla prima infanzia di Olga alla sua morte, quindi è la storia di un'epoca e inizia, non casualmente, in una soffitta. Poi ci faremo dire perché, ma nell'immaginario onirico, io sono una psicoterapeuta, nell'immaginario onirico la soffitta è il luogo della sublimazione, dell'arte. E Freud riteneva la sublimazione come la cosa più nobile da fare della nostra materia oscura. Come diceva De André, i fiori nascono dalla sofferenza, insomma, non da un giardino annaffiato sempre con cura, ma certe privazioni portano al bisogno non di incattivirsi o di diventare nevrotici, ma sublimare e diventare artisti. E poi la mancanza dei genitori, anche quella è un'icona ricorrente, perché i genitori opprimono, ti dicono che devi fare farmacia, ti dicono che devi zappare col nonno. I nonni invece sono dei genitori blandi, affettuosi e basta, e ti indicano la soffitta, non il soggiorno, eh? Il soggiorno dove si vive, si litiga, si lavora, si cresce, si fa famiglia, ma un gradino più in su, dove c'è la possibilità di sognare. Quindi essere orfani, la cantina, la libertà e tanti, tanti, tanti libri. Allora, sei pronta per le mie domande leggerine? Sì, Dire qualcosa? grazie. Dire qualcosa? Luciana, grazie di questo intervento, grazie della tua cura, grazie a chi ci sta seguendo nella diretta e spero che riusciremo a portare a fine una diretta bella, lucida, luminosa e che non ci siano problemi di connessione. Grazie Luciana per il tuo interesse. Sì, in effetti noi stiamo presentando un libro che è proprio questo, Origami,
non è impacchettato a mo' dei grandi libri, dei best seller o dei grandi libri che escono dalle case editrici da autori tra l'altro rinomati. È un libro però che ha una grande cura, veramente, quindi per questo ringrazio anche l'editore. Sì, in effetti stiamo presentando un romanzo che ha anche e soprattutto la tematica della mente, quindi è anche un romanzo per gli psicologi, per i psicoterapeuti, perché comunque dà molto spazio e dà l'opportunità di un'argomentazione viva su questa letteratura della mente, una letteratura del cuore, della psiche, dello spirito, quindi sì, anche una letteratura che in un certo modo sa di antico, perché comunque apparteniamo a una dimensione letteraria di mandato, una dimensione di antichità. Che lo si voglia riconoscere in una mappatura celeste, questo è chiaro, perché un poeta così come uno scrittore è riconosciuto da una mappatura celeste, che credo che sia quella maggiore, perché il destino descrive vita e morte, non tanto gli uomini che sono alla fine dei commensali, siamo Mm. dei commensali, quindi è sì un romanzo di riflessione. Che spinge anche una riflessione molto più profonda, non del tipo esistenzialista, ma che spinge una resistenza e una riflessione sull'esistenza. Quindi ti ringrazio e credo che tu mi onori dei tuoi interventi. Una riflessione sull'esistenza, ma cosa hai detto? È bellissimo, perché sarà il Covid, ma già anni prima la riflessione sull'esistenza la facevamo noi psicoterapeuti con i nostri pazienti, fino a fare la battuta un po' triste che chi ha veramente i problemi è fuori, chi non usa consapevolezza, che può essere anche lo scrivere, la poesia, l'amicizia, un viaggio, un partner, ma non il tritume consumistico, frettoloso in cui ci ritroviamo. Per cui il tuo è sicuramente, salta una domanda, però ti volevo fare questa domanda qui. La storia è accattivante e intrecciatissima, pur leggera, non mi sono mai persa, anche perché andavo veloce, ma scorrevole e pieno di personaggi che si rincorrono, disegnando un'epoca, dall'infanzia alla vecchiaia di Olga, la bibliotecaria, dove lei nasce praticamente, la cantina che diventa biblioteca e lei è bibliotecaria, e il capo redattore della rivista che prenderà il nome di Origami, perché il nonno era solito mettere dei fogli di carta fra i libri che dava la nipote e lei poteva scrivere una frase desiderio che si sarebbe avverata magicamente un giorno. E lei scrisse da piccina, 7 anni immagino, voglio il successo, voglio il successo. Certamente la ragazzina non era masochistica, ma anzi si amava molto e forse era amata molto dai nonni. Aveva questa spinta, questo sostegno intellettuale. Il sostegno intellettuale per me è importantissimo che si faccia sentire ai giovani, ma soprattutto ai giovani nelle scuole, la potenza che ha la nostra mente di creare oggetti d'arte, personaggi vari, aumentare la fantasia e anche trovare quegli aspetti benevoli che possiamo restituire al prossimo e quegli aspetti malevoli che fanno parte sia della nostra storia che della storia dell'umanità, di cui dobbiamo sporcarci nella socialità, ma con un buon linguaggio, con un ottimo linguaggio, con un linguaggio colto, perché a parolacce non si fa avanti. Allora ti chiedo, i personaggi, la rivista Origami che prende il nome dei giochi di carta e desideri, cioè questi origami che sono in copertina fatti dal nonno. I personaggi lo spieghi te già nel libro, però in poesia, in poesia, prosa, io te lo leggo come una domanda. I personaggi spesso sono
qualità dell'anima, a volte sono parti di sé, a volte sono, cito, creature della mente. E dico invece io, a volte sono aspetti di quell'ombra interiore, gli aspetti negativi messi in ombra, ricacciati nel fondo dell'inconscio, che fatichiamo a riconoscere. Tutti questi aspetti alla fine conducono ad un canto corale di mille sfumature, come se ci fosse un solo soggetto con tutte le sue parti psichiche. Sabattina, cosa pensa di queste mie osservazioni psicologiche, psicanalitiche? Penso che sono molto affascinata, perché, ho diversi contatti con autori che sono anche psicologi e psicoterapeuti, quindi, questo linguaggio, mi affascina molto e mi seduce. Anche per questo ho realizzato un romanzo che abbia a che fare comunque con una protagonista che ha dei risvolti, crea delle creature, proietta dei personaggi che fanno parte di se stessa. Ma in ogni caso è un romanzo con un alto grado di soggettivismo. Parliamo sì di un romanzo di una poeta, perché io sono una poeta, però la narrativa è diversa dalla prosa poetica. Io non definirei questo romanzo scritto in prosa poetica, è narrativa. È narrativa perché? Perché per me la letteratura ha un compito fisiologico, quindi non è, l'azione poetica non resta incontaminata rispetto a quella letteraria. Credo che i due linguaggi vadano a braccetto, si contaminano, però io ho scritto un romanzo di narrativa come io sto leggendo, ho riletto oggi Mimesis di Auenbach e lui in questo capitolo Fortunata descrive appunto, fa una citazione, una parola luminosa che mi ha ricondotta alle prime letture che facevo di questo saggio, di questa critica, perché è una critica letteraria, una critica comparata, però anche Nabokov fa di critica comparata, gli intellettuali oggi sono soliti fare critica comparata, quindi la novità di Auenbach non esiste più, se vogliamo. La sua novità è che lui innesta anche delle riflessioni dalla Bibbia, quindi c'è questa mimesis, sì, che la realtà dei personaggi, ad esempio della Bibbia, la realtà dei personaggi della letteratura antica e grecolatina sono virsi diversamente nella società. Vabbè, ma quello è un discorso molto ampio. Il punto è che lui descrive un movimento storico intimo. Che cos'è il romanzo? Il romanzo è un movimento storico intimo, è una natura che si osserva attraverso delle disquisizioni puramente analitiche e psicologiche. Io credo che il romanzo sia in grado di cambiare il movimento storico di un io, di una persona, perché l'ho vissuto in prima persona. Il romanzo, Luciana, era nato come un carteggio sentimentale. In prima analisi era un'autobiografia, però mi ero detta, se io scrivessi un'autobiografia per raccontare tutte le mie vicissitudini, perché io sì, non ho vissuto sotto la Torre d'Avorio, io ho vissuto, non mi ritengo veramente una che è stata solo a studiare, senza nulla togliere alle ragazze che magari non hanno mai vissuto, quindi mai vissuto anche delle esperienze un po' più forti, però io ho vissuto, quindi non vengo dalla strada perché non ho mai fatto esperienze estreme, però avendo vissuto anche dei periodi di forte solitudine e avendo io effettivamente maturato una coscienza sulle cose, anche dai labirinti di me stessa, dai labirinti della mia mente, avevo prodotto una prima inclinazione verso l'autobiografia. Poi mi sono detta che avendo scritto tutte queste autobiografie, quindi avendole nel computer, si parla di materiale autobiografico veramente da pile di libri,
mi sono detta che mi ero scocciata. L'avventura di scrivere un'autobiografia non si esauriva, non esauriva quel movimento storico interno che io volevo, che io desideravo per impattare in nella dimensione della mia vita. Io desideravo un movimento storico interno, sì, lo desideravo con tutta me stessa. Quindi da questa, e questa secondo me è la radice della letteratura, viene da un compito, come ho detto, da un compito fisiologico, non propriamente, non sono convinta che venga propriamente da una repressione, no, sono convinta che viene da un movimento interno, che fa parte di una geologia, fa parte di una costruzione, così come va avanti la materia. E a seconda di questo movimento interno che io desideravo, quindi nelle ascensioni, nell'intelletto, nella crescita intellettuale che io desideravo, e che così deve essere, secondo me, per un'analisi della vita, della maturazione formativa di un essere che comunque scrive, di un essere pensante, io mi ero detta che l'autobiografia non andava bene, Luciana, potevo anche scrivere dei capitoli su quello che io ho vissuto e avere un enorme successo, magari facendo uno scoop, ma non mi bastava, non mi bastava sapere le cose che io già sapevo di me stessa. E volevo quindi, e poi sono passata al carteggio, proprio in forma amorosa, ti amo, ti scrivo questo, quindi A ti te? scrivo tutta la mia... Ah. Cioè per te, come un Ti- diario? Sì, come con un diario vero, un diario della mia vita, dove una persona sapeva tutto di me, tutto, ogni cosa. Quindi Ho capito. anche questo non mi andava più bene, perché non poteva rappresentarsi dal punto di vista letterario, sempre Era una sì, biografia. era una terapia psicoterapica bellissima, No, autogestita. terapia per me no, era più un rappacificarsi negli Eh, anni, un tranquillizzarsi, e un una arricchirsi. crescita. Sì, sì, soprattutto perché, Luciana, io vedo sempre la vita, soprattutto dopo la polmonite, come un'esperienza realmente da chiudere ogni giorno. Io non riesco andare a letto a dormire, io non riesco a riposare se so che non sto bene nel mio posto, non sto bene nel mio compito, Certo. non riesco a riposare. Ho una coscienza sviluppata su questo, ho un io sviluppato nel senso dell'io categorico, se vogliamo. E quindi poi c'è stata questa fase di carteggio. Dopo il carteggio mi sono decisa che volevo un romanzo, non lo volevo in prima persona, perché ormai l'avevo trasfigurato, ormai era diventato di più. Per me è diventato molto di più, perché l'esperienza che io avrei potuto regalare senza questa maturazione, senza questa architettura, era molto più, insomma, molto più spontanea. Invece il romanzo è un'architettura letteraria che ho composto, è un'architettura veramente considerevole letteraria. E io credo che il romanzo contemporaneo sia questo, non sia Quello ti volevo ribellione. chiedere. Cos'è il romanzo contemporaneo? Come lo intendi? No, io credo appunto che il romanzo contemporaneo eh, non si esaurisce nella Mm, società o nel circolo chiuso di chi si arricchisce attraverso la letteratura. Io credo che il romanzo contemporaneo, così come la letteratura, sia un qualcosa che veramente vale per sempre, perché io riesco ancora ad avere un dialogo con i morti attraverso le loro opere, così come desidero dare un qualcosa alle persone che verranno anche dopo la mia morte. Quindi il romanzo contemporaneo sì, ma è un romanzo che si amplifica nel tempo. E quando Auenbach scrive nella Fortunata, lui descrive appunto come nel Satiricon
Petronio ci fa vedere, vabbè, ovviamente Petronio utilizzava il lessico popolare per farci vedere anche come si sviluppava la realtà di una tavolata al suo secolo. Quindi sì, effettivamente Auerbach descrive approfonditamente il modo in cui Petronio descrive la scena. Ecco, c'è un esasperato soggettivismo, però c'è anche, c'è anche l'originalità di saper descrivere la mente dei personaggi dal di fuori dei personaggi stessi. Ah, E io mi sono ancora una volta oggi emozionata perché è quello che ho voluto fare io sì, dopo guarda, questa il maturazione. tuo romanzo, non essendo un'esperta, però il format, non so, pur essendo un linguaggio sognante, a volte ambivalente fra sogno e realtà, eppure non ho mai perso il filo della trama. Questo mi è sembrato che tu scrivessi sapendo come si scrive un libro. Forse l'hai imparato col tempo, forse il carteggio di un anno ti avrà aiutato Più di un a anno. parlare, Più di un anno. più di un anno, ti avrà Più aiutato a parlare con dei personaggi immaginari. Eh, ti voglio fare una domanda banale. Che cosa rappresenta per te la biblioteca? Allora, sì, questa è una domanda che mi emoziona molto, molto, perché oggi ho riletto anche le citazioni, anche lo stesso Auerbach scrive che se lui si fosse trovato in una biblioteca magari non avrebbe scritto il saggio di critica comparata che alla fine ha scritto. C'è questa citazione della Yourcenar che mi va di ripercorrere perché è molto emozionante per me. Io nutro questo amore infinito, sconsiderato per le biblioteche. Io nutro come sindrome di Stendhal quando vado in una libreria, sì, ma soprattutto in una biblioteca vedo tutti questi libri e io so che ci sono cose, codici che io non so bene e che voglio sapere. E per me è molto emozionante perché, non lo so, è un qualcosa che ho connaturato dentro di me. Non credo che abbia a che fare Sì, con una natura psicologica, credo che abbia a che fare no, no, con proprio dalla prima biblioteca di Alessandria, no? sì, Sai che ad sì. Alessandria aspettavano arrivassero le navi, gli scienziati, da allora i filosofi si fiondavano in spiaggia a cercare una paginetta, no? Vabbè, poi la storia andò come dovette andare. Ti dico cosa ho scritto io sulla biblioteca, riprendendo da te ovviamente. Una dimora, quasi casa nostra, un rifugio, un luogo di confino, voglio stare da solo, un luogo dell'anima e infine uno scrigno di mitologie emotive. Mitologie emotive. Fuori il mondo sembra non esistere. La biblioteca ha tutto lo scibile umano, come tutto ha il bimbo ancora nel grembo materno. Faccio un po' la psicologa qua. Però certe volte mi dico, quando sto male, che ne so, c'ho la febbre, c'ho i libri, c'ho il tè, c'ho il gatto, c'ho un sacco di libri. Starei qua a morire, sto bene, no? Essere circondato dai libri, come si fa vedere a volte in TV, no? Da grandi biblioteche, così. Poi molti film sono stati ambientati nelle biblioteche, no? Come Era il nome della rosa, poi 100 chiodi, Sì, c'è cioè, scritto in una pagina, non so se hai notato, io ho fatto proprio ho fatto anche l'analisi critica. In una eh, pagina io ho citato tutte le letterature che io ho amato che parlavano delle biblioteche, partendo da Borges, Eco, logicamente, poi ho ma anche fatto anche dei la video. storia infinita, anche la storia infinita, quelle per ragazzi, spiccano Sì, al volo dalla, perché dalla soffitta che è già sublimazione e vai ancora più in alto e puoi sognare di più, ancora di più. la biblioteca è il rifugio filologico, quindi esistenziale dell'uomo, perché È un c'è una rifugio fi anche, per le persone sì. depresse è una manna, è una manna. Mh,
Dio, però preferirei che fossero depressi in una biblioteca rispetto che per strada a drogarsi. Se proprio devo No, no, dire la no. mia. No, no, si dice, c'è una canzone di Guccini che diceva mi vado a impiccare dentro un cinema. Io ogni tanto mi vado a impiccare dentro un cinema, cioè quando non c'è niente, un amico così, ti vai a impiccare dentro un cinema, ma è per scherzo a dir così, però significa che è la solitudine che si fa voce multipla osservando lo schermo insieme agli altri. Così la biblioteca non è il letto che ti legge a letto con la borsa dell'acqua calda, ma ha un che di superiore, di Di più sofisticato. di Sì. eleganza proprio. Tu parli spesso di eleganza, che non è un mio termine, perché sono abbastanza terrigna, però l'eleganza è tutto, è gentilezza, è grazia, e aver già fatto la pace con la bestia che è in noi, e scelto di educarla questa parte, perché la parte selvaggia non è la parte cattiva, è selvaggia, eh? Se io a 1 anno litigo col bambino perché mi si è presa la macchinina e gli do una graffiata, non sono un bambino cattivo, ci vogliono 2 macchinette, semplicemente. Vediamo un'altra domanda. Questa apertura delle macchinette non è tanto non è tanto secondo me potrebbe lanciare dei messaggi allucinatori. No, chiariamo, forse la macchina tu intendi che al bambino c'è bisogno di dare la macchina giusta? Non ho capito. No, ho visto st'estate 2 bambini amorevoli, dolci tutte e 2, che a un certo punto se la son presa la tigna, perché si tiravano questa macchinetta: "Mio, mio, Ah, ma mio, erano 2 mio". bambini. Sì, sì, sì. Io credevo che un bambino voleva 2 macchine. No. No, no, Una no. macchina a uno e Allora, un'altra macchina all'altro. invece le mamme devono fare un po' di corsi di psicologia, si sa, Eh. cioè invece di sgridare il tuo bambino e tirarlo via o dire di chi è sta macchinetta, andare a prenderne un'altra e dire questa è tua e questa è tua. Per E per quando si hanno 2 bambini. ma al Ho ben mare, capito? al mare, capita spesso al mare, nei Sì, ma giochi, parli di un così. solo bambino che vuole no, non ho capito. I 2 bambini vogliono la stessa macchina? Sì, e si tirano i Okay. capelli. E quindi c'è Allora, bisogno di una macchina per ognuno, per magari ognuno, quando uguale. la coperta è Okay. corta, ci vogliono 2 coperte. Quando il letto è stretto, ci vogliono 2 questo è un po' il problem solving che usiamo noi, no, t'ho detto proprio delle cose semplici, semplici, no, la coperta Sì, è sì. corta, allora si litiga. Cavolo, 2 coperte. No, Cioè perché abbiamo io non ho figli, ma se avessi dei figli preferirei la macchinina darla al figlio e non al padre, per esempio. Questo è un altro problema che mi pongo. Io mi pongo un problema diverso, di natura diversa da donna. Io preferirei avere un figlio e avere un marito che non vuole la macchinina del figlio. beh, Non so questo è se puoi giusto. cogliere non so se puoi cogliere proprio anche il paragone filosofico, perché i filosofi utilizzavano paragoni, ecco, veramente spiccioli per parlare di questioni abbastanza alte. Niente, il punto è questo che, sì, in effetti tu hai detto che parlavi dell'eleganza. Ripeto, Dell'eleganza. anche in Auerbach, quando lui descrive la tavolata di questi liberti arricchiti, lui li definisce i liberti arricchiti. Liberty Ecco che arricchite, sì. appunto sì, che appunto questo loro non riuscivano a staccarsi da un linguaggio triviale, quindi a fingere di essersi imborghesiti, perché era anche una riflessione sulla natura, sì, sociale e politica della fortuna. Quindi, mi ha fatto pensare, meglio alla condizione dello scrittore e anche alla mia condizione, perché, si parla tanto del riuscire ad avere fortuna o no con un romanzo. Mh-mh. Io, credo di voler vivere il sogno con
il senso della serenità e della maternità che appartiene a me, ma appartiene anche a una maternità ancestrale che è nelle cose. Quindi in questo senso mi sento fortunata, che ho di quella fortuna che viene dalla coscienza delle lettere. Io non sono una laureata in materie letterarie, non sono una mappata, per fortuna. Non sono una mappata, però mi ritengo una baciata dalla fortuna. Io sono nata già baciata dalla fortuna. Sì, in effetti questo mi fa capire quanto la capacità critica dei grandi filologi, dei grandi critici possa ancora nutrirci, possa ancora nutrire l'anima e possa ancora nutrire la nostra sete di sapere. È anche questo un romanzo sulla sete di sapere, su un'osservazione del sapere. Laddove si gioca nelle biblioteche si parla comunque di un'osservazione del sapere. Certo. Sì, effettivamente tu parlavi del fatto che io ho utilizzato, sì, spesso anche gli studi che ho fatto di psicologia. Io ho studiato della psicologia letteraria a parte e per mia formazione ho fatto degli esami di psicologia per la scuola, però Mhm. le tematiche sono totalmente diverse. La psicologia che ho studiato a parte mi ha insegnato che c'è un forte simbolismo anche da parte dei critici, che per ogni critico bisogna trovare la chiave giusta. Il critico ti lancia un messaggio che è super partes, ma che i grandi, come Nabokov e come gli altri, sono messaggi Mm. ispirati. Quindi se riesci a coglierne la chiave, non è che hai vinto qualcosa, ma hai vinto una chiave per te stesso, una reazione per te stesso, un up level in consapevolezza. Ed è questo che fanno le grandi menti, è questo che fanno anche i Sì. grandi romanzi. La Io consapevolezza, la consapevolezza fa pan down con l'eleganza. Allora, il tuo è un romanzo che non è distopico. Escono tantissimi romanzi adesso distopici. Questo è un romanzo d'altri tempi, anche se si usa il computer. Spero che si riesca a tornare un pochino indietro, nel senso di essere gentili, eleganti. Tu dici solo nel personaggio di Rossana, tiri fuori quell'aggressività ferina che abbiamo ognuno, però ci sono prodotti della mente, no? Tutti possiamo avere l'istinto di tirare il collo a qualcuno ogni tanto, però siamo studiati, eleganti e crediamo, come tutti gli psicanalisti, che la civiltà non sia il reprimere l'istinto selvaggio, ma raffinarlo, farne un signore. In questo tuo romanzo ci sono, tra virgolette, dei tradimenti, ma non sembrano tradimenti, eh? Ci sono persone strane, ma tu le assolvi. No, non è che sia un romanzo buonista, però prendi sia il bene e il male e lo metti insieme. No? Mi è piaciuta la borsata che ha dato Olga a sua nuora che non voleva, proprio dopo una vita di letteratura, di biblioteca, lei si è, ri- si è ri- si è rivolta al suo serpente interno, no? Gli do una borsettata, è buona. Anche questo mi riporta coi piedi per terra e poi subito c'è un'altra soluzione. Questo lo butto via, non mi piace questa signora, e arriva un'altra. È ottimista, è ottimista. E poi anche femminista. È un romanzo femminista, sì, è un romanzo, positivista se vogliamo dal punto di vista filosofico. In realtà c'è molta scienza, c'è molto meccanicismo, ma c'è anche della sopravvivenza Eh. dell'uomo. Luciana è un romanzo sulla sopravvivenza, perché i personaggi sopravvivono in un modo o nell'altro. Poi, ognuno osserva perdonami. Quando capita poi in diretta è il Eh massimo. sì, ognuno di loro ognuno di loro ha un'allucinazione personale. Mi capita spesso questa cosa con la voce.
Ah, e quindi sì, i momenti in cui c'è questa ribellione, c'è questo lo spirito, che vuole lo spirito libero, quindi ogni personaggio ha questa grossa rabbia interiore che vuole in un certo modo, in un certo qual modo esprimere. Gli episodi sono episodi della vita, quindi litigi, sì, cambi di scena. Non è un romanzo su, delle persone che hanno una posizione sociale bassa, se vogliamo, non è un romanzo Sì, su anche se io l'ho operai. chiamata aristocrazia della mente, per Sì, è cui un romanzo aristocratico, borghese in ogni caso. della mente borghese, sì. Sì, e quindi, sì, in effetti gli episodi nel romanzo, di rabbia sono molti, ma sono molti anche gli episodi di psicodramma, se vogliamo. Ce ne sono tantissimi, se pensiamo Sì, ai lutti, come loro elaborano il lutto, come i personaggi elaborano il lutto, come Marianne elabora la droga, come effettivamente si elabora anche la condizione della sterilità. Quindi nei momenti in cui ah, anche, sì, sì, un la sacco di quando personaggi, sì, ma anche quando, vediamo i personaggi all'orfanotrofio di Itaqua, quelli sono momenti fortemente tragici. certo. Io mi sono calata nella mia stessa condizione, la probabilità magari di non avere mai un figlio, la paura di non poter avere mai un figlio, di non trovare un compagno giusto che comunque è un romanzo Sì, che sì, parla quella proprio storia delle sterilità finché dell'intimità di nasce una donna. questa Mh-mh. nipote che sarà il proseguo della vita, forse, di Olga nella sua Sì, no, biblioteca. era appunto per dire che è un romanzo vicino alle complessità della mente. Mi è stato detto da alcune Nella persone che sono complessità giu della mente, certo. sì, mi è stato detto da alcuni che è un romanzo dove ogni personaggio è un personaggio, patologico. Non è così, non è per niente così. Sono personaggi che vivono da Non patologico, borghesi, no. no, però sono tutti personaggi che sono personaggi che si verificano. Il problema di Olga è un altro. Mh, Se venisse tratto un film da Origami, io credo che le 2 figure di Emilio e Rossana sarebbero eh, veramente interessanti nello sviluppo, perché ci certo. sono e non ci sono. Non so se tu hai notato la particolarità, io ho messo Emilio quando muore il personaggio, l'ho Ah. messo nei momenti di crisi interiori di Olga. Fai caso che queste 2 figure escono nei momenti di crisi. Lei li proietta, non si sa se esistono veramente o lei li proietta. Allora, Sono proiezioni. se io faccio un lavoro di psicodramma, metti con 10 persone, e una persona mi porta soventemente, nei sogni lo stesso personaggio sconosciuto, eh, o conosciuto anni fa, compagno di scuola, ma che compare spesso, allora dico che c'è stato un introietto, un'introiezione delle qualità o i difetti di questo personaggio, che però sono roba tua. Questo lo vediamo dopo. Allora prendo una persona, la faccio mettere su una sedia, questo è il gioco più semplice che si fa in psicodramma, o su un puff, e l'altra persona pure, e dico parla a questo Emilio, parla a questa Rossana, di cosa pensi di lei o di lui, poi quando ti metti sull'altra sedia dici cara Olga, io esisto per te per questo e per quello. È sempre Olga che parla, eh? Per cui lì c'è l'integrazione, diciamo noi. Questa Rossana così cattiva, però saggia, un po' buffa, perché ci ammazziamoli, ammazziamoli e finiamo tutto. È quella parte nostra da scatto, no? Ma vaffanculo, no? Così potrebbe poi intendere Olga facendo un gioco di psicodramma. Sì, si potrebbe usare lo psicodramma, anche se sarebbe uno psicodramma difficile, perché io ti ho parlato solo di un piano, anzi due, cioè il presente e l'inconscio che ha una sua temporalità particolare. Fare diverse scene sarà difficile, ma è possibile.
Ma è Sì, si possibile. presta comunque a uno psicodramma. Le scene sono caratterizzanti. Io ho scelto di ripercorrere la linea del trio, in un certo modo di questa presenza sempre dell'amante, dell'amica, proprio per Amante e scandagliare amica. Mm. l'amante e l'amica, per scandagliare l'interiorità appunto del personaggio principale, della protagonista del romanzo. Ma questi non sono gli unici aspetti No, che no, possono essere certamente. Altrimenti diventa risultare. un po' pesante, perché di romanzi psicologici se ne scrivono pure troppo. La gente che... Infatti, io non definirei questo totalmente un romanzo psicologico. No, non è un romanzo No, però ti psicologico. leggo questo che ho scritto. Origami è un romanzo dialogico, eppure profondamente silenzioso, perché avviene nella mente spesso. I personaggi sono in carne ed ossa, ma alcuni sfuggono alle definizioni, alcuni sono parti di sé. Altri aspetti dei personaggi sembrano fatti della stessa materia del sogno, leggeri, consapevoli, erotici, carezzevoli, sfuggenti. Ed ecco il tema della seduzione che percorre tutto il libro, il fascino, l'eleganza, la grazia e l'aristocrazia della mente. Noi gli aristocratici, per dire, li possiamo odiare, no? Quando hanno preso il volgo, eccetera, eccetera. Però l'aristocrazia della mente è un bellissimo concetto. Sarà un po' razzista se vuoi, perché c'è chi non ha studiato, eccetera. Però io conosco persone che non potevano studiare per la famiglia, i soldi, e hanno avuto una cultura a 30 anni da 110 e lode, perché si sono messi a leggere i libri, non quelli della scuola, quelli del DAMS o di lettere. Cioè, uno che riesce un po' lavorando, arrivato a 30 anni, avere una cultura autodidatta, può benissimo scrivere dei libri, perché la cultura autodidatta ti libera da quei libri pallosi dell'università che devi imparare a memoria. Mentre se ti leggi tutto Chekhov o Stendhal, forse un giorno scriverai un libro. Allora, dico, una voce di fantasia vorace, sento questo aspetto di voracità del vivere, erotica al massimo, anche quando non c'è una scena di sesso, ma c'è una scena di sensazioni, di pensieri, di allucinazioni e aristocratico ed eleganza. Mi piace quando parli di eleganza, infatti ho cercato anch'io stasera di mettermi qualcosa di carino, perché pensavo che tu saresti stata molto elegante, allora non farti sfigurare. L'eleganza, io sono un po' terrigna, te l'ho detto, però ammiro molto l'eleganza italiana, per esempio, no? Che ci riconosciamo all'estero, una delle cose più belle che hanno gli italiani, insomma, che è vicino a un tedesco lo riconosci sicuramente un italiano, perché è capace, un italiano è capace di accordare gli orecchini alla cintura. Detto questo è tutto. Vabbè, poi l'eleganza psicologica non so. Mi è piaciuta Sabattina molto la frase che hai scritto, non so dove, ma te la cito, sentirsi parte di un sogno gelosamente custodito. Quando l'hai scritto, te lo ricordi? Cioè, questa mi sembra la scrittrice che lo dice. Sentirsi parte di un sogno, di questo romanzo, gelosamente custodito dentro. Quindi tu hai fatto un parto che è durato anni. Mm. Sì, in effetti sì. Un parto durato anni che si sta sviluppando come un sogno e fortunatamente continuerà a svilupparsi. Per quanto riguarda la questione dell'eleganza, penso che l'eleganza sia non formale, ma intellettuale. Quindi io posso ritenere una donna estremamente elegante, anche se non lo è esteticamente, perché magari ha dei sentimenti che esprime con un'eleganza particolare. C'è un'eleganza intima, interiore, oltre a quella puramente estetica, se vogliamo parlare del concetto di eleganza. Se vogliamo parlare di un'eleganza in quanto sentirsi alla moda,
essere al passo coi tempi, sì, effettivamente Olga lavora nel mondo della moda, se vogliamo. C'è la collaborazione con Ada è una collaborazione anche su base della moda. Lei, soprattutto nell'ultima parte della sua vita, lei ha a che fare molto con la moda. Quindi in questo senso ha il romanzo delle scene molto eleganti, ma perché si parla molto proprio eleganti. di persone che lavorano nel mondo della moda. Ada è un personaggio, hai letto quindi che personaggio è, come Sì. si incontra con Edoardo. Quindi loro sono proprio inseriti nel mondo della moda. Certo, non è la moda dei capi d'abbigliamento, non è la moda del prêt-à-porter o delle marche, delle griffe, è comunque moda. Quindi in questo senso sì, è un romanzo intriso di una particolare eleganza, perché sono quelle famiglie che vivono di eleganza. Ma sai una cosa? L'ambiente Sai una è cosa? molto elegante. L'eleganza sta nell'habitus, Non è riesco a capirci. l'habitus. Ah, okay. L'eleganza nella vita è l'habitus che ci portiamo. Nel tuo romanzo ci saranno anche dei conflitti, delle posizioni negative, interiori, però la sublimazione fa sì che escano, no? In una maniera bella, no? Nelle poesie a volte scriviamo tragedie immonde, però la bellezza sta nel renderle piacevoli anche nelle sensazioni negative. L'eleganza, essendo un habitus signorile, mi dà l'idea del superamento, dell'integrazione, del guerreggiare fra noi e noi, del guerreggiare con gli altri, essere un po' superiori alle bassezze umane, aver imparato a perdonare, a perdonarsi, a stare al di sopra, a non lasciarsi schiacciare, avere un progetto, no? Un progetto che mi porterà appunto la gentilezza che colma l'eleganza di Grazia, a stare nel mondo, si spera, nel miglior modo possibile. Sì, Olga, è un esempio di signorilità, perché è una donna che è arrivata e ha vissuto, con una immensa, passione per la cultura. Lei ha riempito il suo vuoto rivolgendosi ai libri. Libri. Rivolgendosi ai libri sì, perché ripeto che un romanzo, come scrive Auerbach in questo capitolo Fortunata, è un romanzo soggettivista, che parla dell'io, dei personaggi che sono tutti io legati a una mente che però riesce a descriverli anche nelle loro azioni. Quindi Olga sì, è un personaggio intessuto di sofisticanza, ma la stessa biblioteca è un luogo fortemente suggestivo. Non è un romanzo questo con ambienti affamati, non è un romanzo che riguarda, come tu hai detto prima, che fa luce sulle ombre o che riguarda le ombre. È un romanzo che parla delle ombre della psicologia, però è un romanzo che ha a che fare comunque con il fascino della cultura, col Il fascino fascino della cultura, sì. della letteratura. Quindi molte scene, comunque ci sono scene di sesso, ci sono Sì, tante. molte scene di sesso. È chiaro perché i due, marito e moglie, anche gli amanti, si amano molto, però in queste scene di sesso, se vedi l'orologiaio, fa anche la sua parte. L'orologiaio sì, assiste spesso a queste scene di sesso, hai visto come si comporta. Sì, è lì che sono Perché c'è rimasta. Ho capito che c'era una doppi piani. C'è un piano simbolico perché effettivamente anche, qualsiasi donna che, non fa, l'amore con il corpo e con lo spirito, col proprio uomo, proietta un orologiaio che interrompe la relazione, profonda che si ha col partner. Quindi sì, Olga
proietta questo orologiaio, eppure lei ama totalmente Gustavo. Perché lo Mm. proietta? Quelle domande che potrebbero sorgere dalla scrittura del romanzo, perché Olga proietta questo orologiaio? Perché mentre fa l'amore col marito sulla poltrona c'è un orologiaio che muove le lancette dell'orologio. E perché c'è un uomo che deve osservare, non deve prendere posizioni, non deve entrare nella scena. Chi è quest'uomo che osserva? E perché Gustavo non se ne accorge? Gustavo non si accorge mai del fatto che vengono spiati, ma nemmeno Claudio se ne accorge. Quindi è in un certo qual modo è una consuetudine che Olga si lasci spiare. Sono i Poi personaggi, i mostri, dici tu, della sua mente? Il bisogno di vedersi dall'esterno? o probabilmente il fatto che lei, è una donna, probabilmente capace di grandi, uhm, movimenti interiori. Quindi lei non riesce a concludere totalmente, a compenetrare tutti i Mh, suoi progetti in un solo uomo, quindi li proietta in un altro uomo li proietta, sì. con un che muove costantemente le lancette di un orologio. Sì. Nel momento in cui si è sposata, ha voluto Le essere Sì, lei poi si sposa, ma poi nel romanzo è descritta anche la vita sessuale di Olga, come è approcciato alla vita sessuale. In effetti sì, lei, comunque, ehm, non resta mai, scialba, non è tiepida come personaggio, non è tiepida. vabbè, Alla le fine bibliotecarie son viste come topi di biblioteche, brutte e zitelle, no, invece tu l'hai fatta, no, ehm, lei è una bella, don elegante, clac clac coi tacchi. la signorina Clac Clac. La signorina Clac Clac. Ti volevo dire una cosa, siccome tu mi hai detto prima che il romanzo è un movimento interno, e lo dicono anche altri, che gira nelle budella, nella testa, a volte per 2, 3, 4, 5 anni. E poi c'è il parto, no? C'è il parto, che poi si può scrivere il romanzo in 6 mesi, però se l'hai nutrito come in grembo dentro di te, no? Quindi c'è chiaramente il tuo cromosoma dentro, poi può assomigliare al padre, però c'è parte di te. Ovviamente i romanzi che non vogliono essere autobiografici, ma poi lo sono. Quando noti troppe cose, il rimando a troppe cose personali non è tanto bello. Per cui il tuo percorso, che sei giovanissima, cioè falla a 50 anni, che chissà quante cose belle ti succederanno nel frattempo. Allora, Oddio, prima giovanissima per dei figli no. 38 dicono, dai su, coraggio. No, no, non sono d'accordo. Io aspetto altri 2 anni, poi mi rassegno e faccio anch'io come le altre, penso solo alla letteratura. Anche se io non Eh. voglio fare quella fine, lo dico, l'ho sempre detto pubblicamente. Non voglio fare quella fine, perché per me è una fine. Non avere dei figli non rende completa una donna. Questo è quello che penso, Luciana. Guarda, io ho visto bambini, neanch'io ho figli, mi sono innamorata perdutamente di bambini che giravano per casa, non miei, ma figli di nipoti, e fino a 4-5 anni, zia, 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 poi. Cioè, la parte più bella è proprio la gravidanza, i primi 5 anni, poi i bambini ti scappano via. Poi cominci a averne nostalgia quando sei grandina, 60 anni, cioè, eccetera, eccetera. Però io non mi rassegnerei, certo non vuoi avere i figli quando sei troppo adulta, no? E non te la senti di sta di notte e così. Ma tu sai benissimo, mamma te l'avrà detto, prima di volere un figlio ci vuole un uomo. E noto, mi dicono le mie pazienti, ma anche maschi, che è difficile trovare un partner in questo sistema sociale ricchissimo,
non si riesce a trovare un partner con 7 miliardi di persone, e ci sto ragionando moltissimo, moltissimo, perché quando dicevo prima la storia della macchinina, c'è qualcosa che non abbiamo capito, qualcosa che c'era già prima del Covid, ed è la relazione con gli altri e anche lo stile di vita in cui ci muoviamo, le città come sono fatte. Io conosco decine e decine di donne straordinarie che hanno studiato, che hanno viaggiato, però vanno in pizzeria in 10 e escono in pizzeria in 10, perché non ci sono luoghi di aggregazione che non siano pericolosi. I rave, le droghe, le birre, cioè circoli culturali come quelli che io trovai all'inizio a Bologna, non ce ne sono più, hanno spento la radio, cioè un imborghesimento incredibile, per cui conoscersi è più difficile, però io faccio lezione spesso, metà seduta, lezione sulla seduzione. E se qualche passo avanti si fa, perché le donne femministe non vogliono essere seduttive, devo essere io. Vabbè figlia, però mettiti un bel vestito, perché insomma, sai com'è, la bellezza attira. No, L'ultima ma questa riflessione l'ho fatta, poi chiudiamo il discorso con il vestito che io ho messo color cuoio, che ho fatto delle foto, non so se le hai viste, quelle con l'abito quello completo col color cuoio. Mi eh. hanno detto tutti: "Ma che ti sei messa addosso? Ma quell'abito non ti valorizza, ma fa pietà, fa", me l'hanno dette di tutti i colori per questa foto che io stanno girando su Google queste foto con quest'abito. Ah, bene, Io in quel poi momento volevo assumere una posa lavorativa con un abito color cuoio, non perché voglio essere scuoiata, ma perché cuoio aveva a che fare con cuore. Per carità, sì, la metafora dell'essere scuoiata non mi era mai venuta in mente, però c'è una violenza che nella natura degli uomini che deve essere contemplata. Il fatto appunto che violenza. io sì, il fatto appunto che io ho messo quell'abito mi hanno addirittura detto che io mancavo di seduttività, mancavo di femminilità. Non credo che le Tu, femministe non vogliano essere seduttive, no, io credo che le femministe possano essere seduttive. Quando si incontra un uomo che ami, qualsiasi femminista cade. Puoi qualsiasi essere donna, ma cadi perché quello ti può allora, qualsiasi distruggere, tu lo donna ami e non ci puoi matura, fare niente. Non ci puoi fare matura niente. sessualmente, ha il ruolo, come certi uccellini nel bosco, di No. mettersi le piume, di essere seduttiva. La nostra razza, la nostra specie, diciamo, la nostra specie è quella femminile che si adorna di più, si colora di più, anche se adesso con il discorso dei generi hanno cominciato a mettere l'ombretto anche i Maneskin, quindi va benissimo che mettano gli ombretti, però io so femmina e tu sei maschio, no? E Oddio, loro, possono mettere secondo me questi ombretti, così come mettono anche gli smalti. Non credo che la moda son belli, no, caratterizzi son belli, mi piacciono molto. no, non credo che la moda caratterizzi un livello di la probabilità di attrarre meno o di più. Io credo che l'attrazione riguardi la cultura. L'attrazione riguarda l'ambiente culturale. Beh, nel Ma miglior noi mondo possibile, in uno il miglior mondo possibile, perché per adesso so' solo agganci alcolici, se proprio lo vogliamo dire. La letteratura, io una volta mi innamorai pazza di uno che stava leggendo il libro in autobus, mi son seduta di fianco, aveva il mio stesso libro, mi son presa una cotta e lui l'ho cercato a lungo, non l'ho più trovato. Però, è un innamoramento intellettuale. Vedevo un ragazzo che scriveva poesie, tac, mi innamoravo. Vedevo un ragazzo che studiava, filosofia, antropologia, la poesia, storia, letteratura, tac, mi innamoravo. Di chi mi ero innamorata? Della letteratura. no, a me questo purtroppo non capita. Io sono No. molto ferrigna nei sentimenti. Io mi innamoro dopo anni, con la preghiera, quando io assolvo dentro di me che non c'è niente da fare, che so talmente inguaiata psicologicamente che io sono innamorata, non posso uscire. Sto in una condizione per cui quella persona può dire pure io sono, che ne so, può inventarsi qualsiasi cosa, può cambiare natura, ma io lo amo lo Mh. stesso, perché sono talmente innamorata che ormai allora, io volevo un attimo chiudere il discorso con la citazione di Sì, Marguerite Yourcenar.
Allora, Bene. fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Ho ricostruito molto e ricostruire significa collaborare con il tempo, nel suo aspetto di passato, coglierne lo spirito o modificarlo, protenderlo quasi verso un più lungo avvenire. Significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti. Sì, questa frase mi emoziona molto e credevo giusto chiudere la Bellissimo. nostra intervista con questa frase. Luciana, io sono onorata di quest'ora, di questo Anch'io. tempo che mi hai regalato e spero che sia andato tutto bene e che nel rivederlo non mi devo mangiare il fegato e come l'ultima volta che le dirette non vanno bene, non so dove mettermi per la connessione. Ti ringrazio Luciana, ti Ti ringrazio di ringrazio e spero cuore. di vederti. Tu non so se sarai a Lecce il 5 febbraio, che c'è Non la non premiazione. allora non so Napoli, ancora nulla perché devo concentrarmi sui libri. Pier Giorgio mi ha tuoi. mandato diversi messaggi, ma non ho mi devi credere, non ho avuto il tempo di chiamarlo e di parlare dei libri che sono arrivati finalisti, non li ho manco ancora studiati non ho avuto il tempo di parlare con lui perché anche io lo tormento spesso sulla situazione del romanzo. Gli chiedo dei consigli: "Pier Giorgio come potrei fare così, come potrei fare colì?" In realtà è tutto molto difficile. Le librerie, non vedendo che il mio libro è Mondadori o Einaudi, non essendo io un autore già affermato come scrittura Ah, e non venendo da una casa editrice grossa, ma venendo da una casa editrice elegante e sofisticata, di gran rispetto, Camparotto. in ogni caso loro Campanotto. non mi agevolano nelle presentazioni, non mi agevolano. Quindi Allora, io sto mi facendo hanno una lotta. scritto mi hanno scritto a me i finalisti se vogliamo fare recensioni, scrivere articoli sul giornale letterario. Sai niente? Allora, il giornale letterario è un Posso fare giornale. qualcosa per te? Vorresti pubblicare una recensione? Mi farebbe sarei onorata. Per me io non Prendo il avevo. po' che abbiamo detto oggi. Sarei onorata, veramente sarei onora io ti potrei anche, suggerire degli altri blog, ma, stare, con noi è ancora più un onore per me. Io vorrei Altri blog venire di a che? Lecce. Ci sono altri giornali con cui ho contatti Ah, che mi chiedono persone estranee a me che recensiscono il mio libro. Me l'hanno chiesto. Hanno detto: "Guarda, ah, io ti pubblico la recensione, ma me la devi far avere da una persona che non sia tu". E quindi io ho detto: "Vabbè, nel momento in cui troverò, persone che vogliono recensire il romanzo", perché di solito, ehm, io non ho la faccia tosta di chiedere proprio la recensione. eh beh. Io, ho contatti con diversi autori che stimo e seguo, ma sempre per quel movimento storico Eh. interno mi relaziono. E quindi non pensavo che vorresti che mi Ma avessi ieri in detto che volevo treno recensire quando il. scrivevo 2 domande t'ho pure scritto, ho scritto molto, mi son tenuta, perché ero fresca fresca, no, poi alcune cose me le hai aggiunte tu, poi le recensioni sono una paginetta, non è no? Ho visto quella No, sul Libero. comunque è un'impressione importante. Io ti sono grata per questo. È Oh, un'impressione almeno importa. almeno l'ho letto sicuro, che a volte, lo so come fanno i critici, leggono una pagina sì, una pagina no, come quando facevamo i racconti da ragazzi. Una riga sì, una no. E invece io, sono andata pure Oddio, indietro spesso. sarebbe molto grave perché il romanzo attira. Il romanzo è scritto per attirare il lettore, non è un romanzo noioso. Lo so, ma Quindi i critici di 70 anni si sono probabilmente stancati, non lo so, però io sapevo questa cosa, insomma, che invece tu parola per pensi parola tu sono pensi che il andati romanzo sia indietro. arrivato a un critico di 70 anni? Boh, non lo Io non ne so. conosco, potrebbe darsi. Io non ne co Io oddio, sono conosco andata degli nel tuo intellettuali. libro avanti e indietro, spesso, diverse volte perché mi perdevo la pagina. Mh. E quando ricominciavo a leggere, 10 pagine indietro, alle prime righe non lo riconoscevo. Poi dopo, seconda, terza riga, riconoscevo che l'avevo già letto. Proprio perché c'è questa materia del sogno, creature mentali, sognanti, per cui
no, come in un sogno s'accavallano le scene, no? Prima sei al mare, poi sei in montagna, così mi ha lasciato un po' onirica, mi ha lasciato. E poi una cosa tipo sull'Eros, no? Sull'Eros. Mi è, ti sono grata di aver illustrato un Eros pulito, non peccaminoso, un Eros romantico, perché questa è l'epoca della morte dell'amore. Noi, quelli della mia età, dagli anni 70 abbiamo lottato per l'emancipazione della sessualità, l'emancipazione della donna. Ci ritroviamo oggigiorno, si vede dai media, la considerazione del sesso come perversione, come sfruttamento, come schiacciamento, come vendetta dell'uomo da parte della donna, ma anche le donne non sono esenti da festini, eccetera, eccetera. Io mi dico, ragazze, che cavolo abbiamo fatto? Abbiamo fatto una rivoluzione per l'amore, in modo che c'entrasse il sesso nell'amore, no? Che le nostre nonne non riconoscevano. Amore e sesso sono tutt'uno. E lo yin e lo yang che si uniscono, che formano l'unità del mondo. E voi me ne fate del porno. Io sono fortemente delusa. Pensavo di scrivere un libro che fino ha fatto l'amore, non l'eros. Per cui il tuo eros romantico qui, ancorché immaginario, che vuoi, ma pulito, pulito, senza o la risatella sadica di chi si approfitta del corpo di un altro, no? Ma sempre un profondo rispetto ed eleganza. Poi una cosa che dopo concludo, che è un romanzo che dal mio punto di vista di psico qua, psico là, ha trovato dei risvolti psicologici, no? Anche l'ombra, quello junghiano, quello rimosso, immagino che ce l'abbia di rimosso come quando si immaginava i genitori, no? Eh, ehm, però non è un romanzo psicologico perché non rinuncia mai alla fantasia, non interpreta le immagini, e quindi rimane della stessa maniera materia dei sogni, non è interpretato. Per esempio, se un paziente fa un sogno bellissimo, eh, bellissimo, e io glielo interpreto, glielo distruggo perché glielo riumanizzo. Cioè, se io sogno di volare, la persona deve arrivare a dire sì, ho voglia di essere libera, ma lo deve dire quella Cremoni, perché poi andrà così. Volavo sopra il mare, volevo essere libera. Lo psicanalista invece va a interpretare. Il volare significa questo e quest'altro. Ovviamente si tratta di uno psicanalista che interpreta i sogni così, se no di spesso si fa parlare la persona che mentre lo racconta ad occhi chiusi, rivede le immagini, ti sa dire quello che ha sognato col processo secondario, perché quello del sogno è primario, quello secondario è quello del linguaggio verbale, e quando te lo racconta non con le immagini, ma con le parole, arriva la commozione. Mentre l'analista, traducendolo, un po' lo castra, insomma, diciamo, ecco. E tu non hai fatto nessuna castrazione, sei Ma rimasto quindi della... la commozione è un processo analitico positivo, la commozione. Sì, anche il pianto, dirotto, commozione, sì. Io posso dire, ho litigato con mia madre, è buona. Buona è un bolognesismo che significa basta. Se mentre faccio terapia, che sono steso, il terapeuta può essere vicino, dietro, a fianco, a seconda del setting. Allora, quando mi raccontano un sogno, io scrivo, dico, guarda, io non andare di fretta, fermati sui particolari. Io così li scrivo, e tu intanto ci pensi, stai con gli occhi chiusi, cerca di chiacchierare con il tuo sogno, non percorrere solo le immagini, no? Di ero vicino a una fonte che aveva un'acqua cristallina e poi pian piano me lo racconti. Quando me lo vanno a raccontare, che le immagini si sono ripulite da accidenti a volte inutili che possono comparire nei sogni, che sono dei disturbatori, diciamo, arriva al quid del sogno, no? In questo caso, ho detto la fontana, allora la fontana inesauribile
di amore che sognavamo da piccoli, il biberone infinito, la tetta cosmica la chiamiamo in psicanalisi per ridere. Ma tu Cioè usi quando Freud per questo? ma guarda, io parto da Freud, poi pian piano sono diventata abbastanza junghiana, Ok. poi con lo psicodramma, c'è lo psicodramma analitico e quello un po' più psicocorporeo. Io faccio terapia psicocorporea, quindi faccio respirare, massaggio, li metti in piedi, li faccio giocare, usiamo anche la lotta, l'aggressività, si fa anche a lotta, delle menate. Poi faccio fare il rebirthing, che è una tecnica di respirazione che dura quasi un'ora, e lì la persona si fa autocura, autoguarigione, perché attraverso il respiro a diverse marce, a diverse velocità, può respirando portare a galla delle emozioni. Eh? Quindi io non gli do fazzoletti, ma lascio che le lacrime scorrino, riempiono le orecchie e l'aiuto la persona sul petto a farle piangere di più, ma non per non avere la lacrima silenziosa che non guarisce. Quello che guarisce, il pianto sepolto, è un grosso susseguirsi di singhiozzi che la persona, aiutata da me, che gli sto con la mano sul petto, che gli vado su e giù, gli tocco un po' il mento, a volte gli metto una mano così, però dopo tiro lontano, così la persona si fa il suo bel piantone di 20 minuti, dopodiché scoppia una risata meravigliosa e significa che ha integrato. Sì, L'integrazione è significa un'azione traumaturga. Anche il teatro greco faceva una cosa simile, ma anche il sì, 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 teatro. Alcune nasce dal tecniche, teatro greco. Teatro greco alcune tecniche del teatro lo fanno ancora. Prima di salire sul palco fanno operazioni simili. Prima di... sì, lo fanno. Perché ho seguito teatro delle compagnie anche di psicodramma. Avevo un'amica che faceva psicodramma e mi diceva che lei utilizzava, sì, queste tecniche anche proprio per, non per i pazienti, ma per le compagnie di attori, le compagnie teatrali. sì. Dedicavano dei Allora, momenti alla... psicodramma è una tecnica ottima per fare formazione e supervisione. La Per supervisione questo sono hai io. citato Shakespeare, perché hai interesse anche nella letteratura shakespeariana. Hai citato anche La Tempesta di Shakespeare, perché a me è un'opera di cui ho parlato, è un'opera che amo L'ho molto. citata? Vabbè, sì, No, sì, quando hai sì. detto fatta della sostanza dei sogni, Il segno quella dei è una segni, una citazione frase dalla così. Tempesta di Shakespeare. E quindi ho Sì, non so pensato, come si possa vivere senza aver letto senza Shakespeare. Shakespeare. Sì, in effetti quello è un dramma che si può aprire anche a una rappresentazione in psicodramma. Beh, sì. Teatro in qualsiasi forma è altamente terapeutico. Se uno non ha i soldini da mettere per una psicoterapia, dico fa teatro. Fa teatro, se vuoi ti aiuto io a sceglierlo, perché Però ci è vuole. diverso il teatro dallo psicodramma. Adesso faremo una discussione che si amplificherà, magari riprenderemo la prossima volta Riprenderemo che abbiamo e sforato già un po' faremo di un tempo. dibattito sulla differenza tra psicodramma e teatro, che è davvero molto interessante. Io ho Allora, ti racconto seguito... solo questa, poi chiudiamo. Sì, La psicodramma è stato creato da Moreno, che era uno psichiatra contemporaneo a Freud, e lui però, essendo psichiatra, psicoterapeuta, che ai tempi di Freud erano nomi che ti potevi anche mettere da solo a sto punto. Vabbè, comunque lui era un grande teatrante e aveva una attrice che faceva sempre la Cenerentola, la Biancaneve, insomma, dei personaggi romantici e di donne un po' vittime, dolci, vabbè. Questa quando tornava a casa spaccava il muso al suo fidanzato, non gli andava bene niente, rompeva i piatti, era un'isterica. Allora sembra che Moreno si sia rivolto a degli psicanalisti, e parlando al fidanzato, che veniva sempre in sala, gli propose di far fare sul palco alla fidanzata
delle parti triviali, anche a fare la prostituta, parliamo dell'Ottocento, oppure della strega cattiva, Più lei faceva la strega cattiva, la zoccola e tutto il resto, la cattivona, e più a casa, lo riportano tutti i libri, quindi deve essere vero, a casa, avendo fatto una catarsi, era un amore di mogliettina, capito? Quindi, cioè, non Dopo c'è la che... performance, il ritorno di coscienza, questo c'è un riflesso puramente, sì, effettivamente freudiano. È Ma sì, interessante. perché noi abbiamo un grandissimo vulnus, un grandissimo errore nella nostra mente, che viene proprio dalla specie sapiens, cioè la capacità di proiettare il nemico nell'altro. Mi muore il capotribù, è colpa del capotribù che è venuto a buttarci la peste, no? È il capro E così, espiatorio. capro espiatorio. Mm, Nella commedia classica, la catarsi era importantissima perché facevano vedere, come una psicoterapia collettiva, facevano vedere cose tragicissime, tra cui omicidi di parenti, era classicissimo l'avvelenamento dei certo. parenti, eh, e così lo spettatore, terrorizzato da queste pulsioni che anche lui ha, riesce a rabbonirle, riesce a rabbonirle, capito? Sì, ma c'è anche una letteratura, insomma, gran parte delle vite, per esempio, adesso sto ripensando di nuovo a Auerbach, quindi alla letteratura classica, ci sono delle vite di Plutarco che sono dette vite deterrenti, quindi non è solo l'operazione teatrale, ma anche la letteratura ha fatto di questi specchi. Raccontare la biografia deterrente di qualcuno, come per esempio oggi si potrebbe dire degli assassini, dei mostri, raccontarla per evitarne gli errori. Questo non potrebbe essere fatto con i media oggi, perché se noi Mm. utilizziamo i media facendo uno specchio negativo, deterrente di una situazione sociopatica, psicopatica, non avremo l'effetto che si aveva con il pubblico di poche persone che si aveva nel teatro greco e latino con la No, letteratura greca e latina. Perché oggi, no. per esempio, i media arrivando alle masse non si può utilizzare più questo strumento artistico. Perché se noi vediamo quando, ad esempio, abbiamo assistito vabbè, non parliamo sempre delle stesse cose, prendiamo il caso in cui i ragazzini vogliono emulare i supereroi, quindi magari si vestono da Batman, un esempio molto più semplice, e Mm. si buttano dal balcone. Ecco, questo è un esempio che, per esempio, è negativo, finisce per diventare fortemente negativo per un'influenza sociale al negativo, non al positivo. Quindi non No, è più. sono immagini fraudolente che si ficcano nella testa delle persone. Quindi questa azione dello psicodramma è diversa da quella che si faceva nel teatro greco e latino, perché Sì, se sì. oggi noi proiettiamo, ad esempio, non lo farebbero perché ci sono fortunatamente delle misure civili, ci sono persone in gamba, perlomeno per delle certe culture e in alcuni stati, dove evitano delle immagini molto violente, proprio appunto perché finiscono per spingere un'emulazione nelle masse. E questo è un evento che può generare una negativizzazione del fenomeno. Quindi la massa va anche considerata. Il pubblico del teatro greco antico, il pubblico del teatro shakespeariano è un pubblico totalmente diverso da quello che è il pubblico di massa di oggi. La concezione del pubblico e dell'artista, così dell'atto scenico e dell'atto poetico è riformulata chiaramente, Mm. però ad esempio un programma televisivo su uno psicodramma sarebbe molto interessante. Non so se ne esistono, credo vivamente di no. Ma guarda, 20 anni fa vidi uno sketch, qualche 10 minuti di psicodramma condotto da Rosati, che è un famoso psicoterapeuta romano,
con pochissime persone. Io lo faccio anche con 6 persone, tipo una tavolata, no? Dove c'era un ragazzo che doveva fare outing, è successo un macello fra mamma, padre, sorella, così. Però dopo 6 mesi lui l'ha fatto veramente. Lo psicodramma è diverso dal teatro. Ma sì, lo Quindi psicodramma è sarebbe diversissimo interessante. dal teatro. Allora, lo psicodramma può aiutare, no, se per esempio una mia allieva di teatro non è capace di tirare fuori la voce perché è timida, cioè repressa, perché nessuno è timido, siamo solo repressi, allora, perché ci sono dei corsi di teatro dove mettono dentro anche uno psicologo, allora io con degli esercizi di bioenergetica gli dico: vieni domani, ci siamo solo io e te e sfondiamo i muri con la voce, proprio tiriamo fuori la voce, Si fa prima però una sono cose mezz'oretta di interessanti. psicodramma e poi si va in scena, però questa operazione potrebbe essere interessante proprio anche per un pubblico di massa, descritta così. Potrebbe essere interessante un programma che faccia vedere come funziona, con lo stesso filone magari, uno psicodramma ma scritturato da una scena o un'opera di Shakespeare. E poi proprio l'opera di Shakespeare stessa. La funzione dello psicodramma nel teatro moderno, nel teatro contemporaneo. Questo è un saggio che leggiamo, molti scrivono di questi saggi, però sarebbe interessante poterne fruire più facilmente. Sì. Conosco un insegnante che si è occupato di teatro, cinema, ma anche di queste faccende non se ne occupano spesso le università. Sono dei corsi rari che magari vengono seguiti da pochi interessati, di pochi Sì. crediti, quindi non c'è una vera e propria informazione, su questa, forma di espressione nella società, perché lo psicodramma aiuta ad esprimerti nella società. Eh, Questo potrebbe ess previene per giorni, mesi, anni qualcosa che succederà e che tu avevi paura di far uscire. E Questo perciò è potrebbe molto essere un saggio interessante mm, sull'impatto di uno psicodramma in un'opera teatrale. Quale potrebbe essere una tragedia interessante. o una Mm. commedia. Anche i risvolti degli attori stessi. Un attore che Comunque fa delle sedute gli in attori sono psicodramma. tutti in analisi, eh. Gli attori sono tutti in analisi perché hanno una mente, un inconscio talmente ricco che se non hanno un Io non credo catino. negli attori, dipende dagli Eh? attori, io non credo negli attori. Io ho questo purtroppo maturato vabbè io, sono Hai stata maturato questa cosa. bocciata, però sì, io Comunque, non credo comunque negli mi hanno detto attori. i miei colleghi che quasi tutti, perché hanno bisogno di mettere a posto qualcosa, probabilmente. Allora, tanto tempo fa c'era la vera cultura dell'attore, quindi l'attore vabbè, io ho parlato di Monica Vitti, per esempio di Anna Brignone, ho parlato delle grandi attrici, della Magnani, ho parlato delle grandi attrici con Chiara, ma per dire Mm. dei nomi. E quella figura dell'attrice oggi non la ritroviamo più, c'è la pornografia, non c'è erotismo nelle scene, c'è una certa misoginia anche da parte dei registi, secondo me, di queste Sì, attrici. sì, sì. No, io non credo più che tutti gli attori siano per me motivo di stima. Credo ci siano brave attrici e bravi attori, come bravi registi e bravi attori, ma non credo più nella categoria. Non credi più nella Non ci sono categoria. più le stesse scuole, no, non credo. Credo che il capitalismo, anche la mercificazione del corpo abbia cambiato un po' Il i canoni capitalismo ha dato dell'estetica. una bella rovinata a tutto, anche al pianeta, perché questo Covid non mi sembra esente da tutta la catastrofe che da 20 anni che assistiamo alla catastrofe ambientale che assistiamo, a cui assistiamo da anni. Oggi ho sentito una bella cosa sul radio, bella per dire, di piantare gli alberi
perché ci sono i diritti degli animali, ma ci sono anche i diritti degli alberi. Se noi deforestiamo una foresta, lì ci sono migliaia di virus che ci attaccheranno. La terra si è stufata di noi, siamo avidi e presuntuosi. E quindi il C'è un sesso libro si è che si ridetto chiama, porno. I non bambini so se appena può nascono, interessarti, eh? perdonami, c'è un libro che si chiama no, L'uomo che piantava gli alberi Di di John Gian, Giorno, è di John Giorno. bellissimo, Sì, bellissimo. un Non lo librino so se così. l'hai letto? Sì, È piccolino, è è per di per John i Giorno. Giono, John Giorno. Gian, Sì, sì. me li passa la mia amica È vegetariana. bellissimo, perché È io ho letto anche bellissimo. altri libri suoi, poi il fatto che io l'abbia letti si è espanso, ho visto che anche altri autori l'hanno letti e hanno parlato, dopo che No, sono avevo molto pubblicato i belli vari questi libri tascabili, sì, e che sì, e un'idea va avanti. però comunque sono concetti romantici, non sono concetti. Ci sono varie associazioni che adesso piantano gli alberi, si occupano del pianeta. Io credo che, ai giovani bisogna, spiegare che non è possibile un sogno romantico. Il sogno romantico non è possibile, però è possibile l'educazione consapevole. Non è più Mh. il tempo del sogno romantico. No, No, il non romanticismo come epoca, ha fatto dei danni perché se il giovane Werther si è ammazzato, non so che, comunque eh, un amore sfilacciato proprio da Don Chisciotte, è un romanticismo dove la sessualità è repressa. Noi stiamo cercando come psicologi di creare, di stimolare a una sessualità amorosa, da coppia, da letto insieme, ma perché questo si può fare quando lo spirito è ci vuole compreso, allora, educazione, corpo ci e vuole anima, quindi l'educazione sentimentale ai bambini, ma educazione questo ma sentimentale. questo è un sogno romantico perché la televisione li massacra. Quindi E se non li noi a facciamo scuola vedere la televisione. Mo' ma stiamo andando. se noi a scuola li informiamo i ragazzi, i bambini, se noi li informiamo, ma a scuola per dire ai ragazzi, per dire anche quelli un po' più grandi, che hanno magari 20 anni, se noi li informiamo su una natura, emozionale consapevole, loro comunque poi vengono inquinati. Vabbè, Si perde qualcosa abbiamo l'insegnamento. fatto. Io ancora rileggo l'antologia di Spoon River che ho trovato quando avevo 6 anni, cioè certe cose ritornano. Ecco che la cultura deve avere un grosso impatto, La secondo cultura me. è tutto, se no siamo Libri, incivili, incivili. La cultura è tutto, tu vivi la frase fatta, non solo la tua vita, ma la vita degli altri. Mm? E sì. consente anche quella chiusura che con questi 7-8 miliardi di umani sul pianeta Terra, di potersi confinare in un paesino di 600 abitanti o me in casa in campagna è necessario perché siamo troppi, troppe teste e troppe in positivo, la globalizzazione, per l'amor di Dio, però come ho scritto nel primo libro, L'epoca del panico, c'è la perdita di identità perché si sono perse le identità antiche, no? Il Ma non fornaio ho ha il capito, figlio. tu perché suggerisci la chiusura di cosa? Non mi è chiaro. Allora, la lettura a me, lo scrivere, mi ha consentito, mi ha fatto un grande dono, mi ha consentito di star sola, perché c'era il mio libro, che stavo amoreggiando col mio libro. E credo che la pazza folla, 7 miliardi e mezzo sul pianeta, ne bastavano 3 miliardi, se nel 1800 eravamo 1 miliardo e mezzo, tu dimmi, questa valanga di cavallette che si è buttato su questo pianeta per mangiarselo, sono cresciuti di 6 miliardi, colpa del capitalismo, è colpa del capitalismo, altrimenti non sarebbe successo che in armadio abbiamo tutti 20 jeans. Che ce ne fai con 20 jeans? Se no si ferma la produzione.
si fermano. Cioè, è un'epoca che però dici come facciamo? Torniamo indietro? Col Vabbè, carrettino? quello è il fatto che, praticamente con la rivoluzione industriale, il fatto che la riproducibilità degli oggetti era molto più semplice, quindi questo parliamo, insomma nella seconda metà dell'Ottocento, Sì, con la proprio con la formazione delle industrie, delle delle fabbriche, industrie, la quindi riproducibilità, sì, la quindi catena di montaggio, il l'oggetto Fordismo. l'oggetto in sé ha cambiato ruolo sociale, ha cambiato identità. Quindi l'oggetto oggi è il rapporto che noi abbiamo con l'oggetto è diverso da quelli che vivevano nei primi anni dell'Ottocento. L'oggetto è riproducibile, l'oggetto è facilmente reperibile. Secondo me il problema e quindi sforeremo Però nel discorso che dobbiamo chiudere, è il l'oggetto può problema della aver avuto lussuosità. una stimolazione mediatica anche verso Questo oggetti che stavo non ti anche dice servivano per niente, perché sì, il si problema si basano pone sull'identità. nella considerazione di cosa è lusso. Quindi, perché alcuni potrebbero permettersi, dei beni e perché altri non dovrebbero farlo. Quindi, Allora, il per me discorso l'importante è il discorso dell'habitus, che è un habitus mentale, che puoi anche essere nudo, voglio dire. Il vestirsi in un certo modo è classe o può essere sciatteria se abbiamo voglia di essere sciatti, però l'importante per me è non produrre continuamente oggetti, se sono di lusso, scafiamo che sicuramente sono oggetti buoni, no? Ma quelli medi fanno solo immondizia, eh. No, ma c'è una buona notizia che era il mese in cui si dovevano ridurre la produzione di oggetti in plastica, tipo proprio le Le bottiglie, cannucce. Sì, questa notizia non è approfondita, però è una buona notizia che hanno ridotto la produzione degli oggetti in plastica. Quindi però già dovevamo essere avanti rispetto a sì, sì, che si questa sbrigano, gli yogurt, le bottiglie del quindi anche la detersivo. natura dell'oggetto, e l'impatto ambientale è da considerarsi. Comunque i discorsi sono ampli, Comunque io tanti, spero, vari. non vorrei illudermi, della nuova generazione dei ventenni che mi stanno molto simpatici. Hanno passato 2 anni e sono ancora giovani, quindi sono ancora poco cinici e hanno la possibilità di essere felici veramente con uno scambio con una persona. Li vedo, spero, li vedo belli. Non saprei dirti del riflesso generazionale al momento, però se Io li noi vedo in terapia, sono persone tu in pensi gamba. che abbiano, speranza di Consapevolezza, consapevolezza, fanno tutti volontà o vengono a far psicoterapia perché hanno ansia e depressione, ma una è iscritta al Libera, quell'altra, fa volontariato alla Caritas, cioè non oppure la casa per le donne per non subire violenza, cioè studiano e fanno volontariato. E poi sono sensibilissimi all'ambiente. Spero che quando si laureano, molti di loro avranno scoperto che l'amore per la terra e per l'altro anche passa per l'eleganza, come tu dici. Io ho compreso tu che messaggio mi vuoi lanciare. Io non ho studiato bene, la generazione, lontana da me 10 anni, quindi stiamo parlando di 2 lustri, quindi 2 Due lustri, generazioni. sì. O alle volte tanti anni fa ormai, quando andavo all'università notavo oppure i ragazzi che escono dalla maturità, al momento non saprei applicare un'analisi alla società dei giovani molto più giovani di me. Si devono guardare le statistiche, le proiezioni. In ogni caso l'informazione è maggiore rispetto a quella che abbiamo avuto noi, perché è un'informazione più adeguata ai fenomeni che abbiamo poi visto nella Sì, sì, storia. sì.
Ah, che magari non ipotizzavamo, perché una pandemia non era per nulla ipotizzabile a questo livello. Quindi le informazioni che hanno i ragazzi di 10 anni in meno a noi, parliamo proprio di informazione culturale, genetica, perché la pandemia ormai è diventata, prima è passata per una fase di cronico. fobia collettiva. Eh, Allora, se parliamo di storia delle menti, la pandemia è stata prima un esempio di impatto di follia collettiva, perché c'è stato un vero momento di follia collettiva. Poi dalla follia collettiva si è passato all'inconscio collettivo, quindi abbiamo visto ogni stato come reagiva, e sì, sì. successivamente sta diventando cellula, sta diventando DNA. Quindi i ragazzi che hanno 20 anni adesso a 30 anni sapranno che è possibile una pandemia, 2 pandemie, 3 pandemie. Noi siamo cresciuti col fatto che le guerre mondiali erano possibili, noi siamo cresciuti col nostro DNA, che c'è stato un pazzo che voleva distruggere un popolo. Abbiamo dei DNA. Il DNA è connaturato anche alle eventualità storiche. Le eventualità storiche agiscono nel DNA di una collettività, quindi è chiaro che la perturbano, la modificano. E No, mi fa... i ventenni hanno delle informazioni chiaramente differenti dalle nostre, e sanno approcciare meglio al mondo, ma questo è di I ogni generazione. ventenni, mi riferivo ai ventenni che si sono fatti 2 anni di Covid. Avranno pensato tantissimo. Io sono idealista, per cui a volte sono cinica, dico l'umanità proprio non impara niente dalla storia. Però siccome ci ho parlato con 4-5 persone, 20 anni che se ne sono andati a fare volontariato in Perù, in Kenya, così, ho visto in loro un barlume di idealità. Sai quando si parla un mondo diverso è possibile, che ci hanno dato un sacco di botte a Genova, poi vabbè, il mondo... Sì, io ho compreso tu che cosa vuoi dire. Allora, la rivoluzione che abbiamo avuto nel 68, che era per poche menti, è Eh, una rivoluzione che si è globalizzata. Quindi vediamo brava. anche la rivoluzione climatica, la riflessione. È chiaro, perché questo è il fenomeno che è connaturato anche allo sviluppo delle masse. Quindi sì, Sì. una riflessione in tal senso è, è, Guarda, è si può diventare o conseguenziale. più cinici o salvarsi la vita, perché un ventenne dice: "Che me lo fa fare essere cinico? Io devo amare, devo amare, devo amare, devo trovare la donna, devo trovare l'uomo, forse voglio fare dei figli, mi voglio laureare". Però quella batosta che abbiamo preso, perché io sono convinta da quella mia parte junghiana a pensare che tutto quello che succede abbia un senso. Io penso che il pianeta Terra si sia veramente stufato di noi, di questa valanga di avidi ciucciatori dell'anima del mondo, e come in ogni pollaio super affollato cominciano a scoppiare le epidemie, e si muoiono tutti. Noi non siamo morti tutti per i vaccini, sicuramente. Ora, ritornando a sto Ma libro, tornando il al tuo libro, discorso, per chiudere, il discorso potrebbe essere questo, che la letteratura è frutto, sì, della società, quindi è frutto della riflessione della classe dirigente, e quindi è effettivamente il riflesso della società e delle menti pensanti, perché i letterati sono di solito colti, e sono colti, però la letteratura nei secoli si contagia, si parla. Nonostante le impressioni siano diverse, i grandi romanzi, i classici, anche se non hanno mai contemplato fenomeni che adesso abbiamo, magari leggendo un romanzo, leggendo Il rosso e il nero di Stendhal, non è che pensiamo che un personaggio si mette a fare i selfie, e in ogni caso riesce comunque a toccarci il cuore, a toccare la nostra interiorità. Quindi la riflessione potrebbe essere questa della letteratura, che non è popolata da oggetti e strumenti che hanno a che fare con la vita intesa con la vita particolare, la vita esterna, esteriore, ma ha a che fare con oggetti che noi carichiamo di intensità emotiva. Quindi magari ai morti, ai posteri, che leggeranno il mio romanzo, che magari è popolato del cellulare, del selfie,
avranno poi, sarà superato il selfie, sarà superato il cellulare, avranno altri modi di rapportarsi agli oggetti. Però, ecco, la letteratura è fatta da oggetti caricati di L'ho scritto, intensità guarda, emotiva. personaggi caricati da forti contenuti emotivi, altrimenti un bla 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 come si dice, quei La libri riflessione è questa, che se io leggo un grande commerciali. romanzo, allora Auerbach ha scritto questo. Auerbach ha fatto riferimento a una letteratura di molto anteriore, alle radici della nostra letteratura, perché è proprio questo il senso della letteratura. Anche questo è il senso della letteratura. Lui ha fatto riferimento a questa letteratura greco-latina e anche alla Bibbia per riflettere sul fatto che l'osservazione della realtà è indice della spiegazione della condizione umana. Quindi anch'io potrei bene riflettere e comparare una relazione reale dei personaggi di un romanzo dell'Ottocento rispetto a un mio romanzo. Ma questo non questo la filologia comparata nasce proprio da questo, che non si fonda sulla riflessione legata alla realtà intesa come costruzione di oggetti slegati dalla soggettività. La realtà è una costruzione di oggetti legati all'oggettività, quindi io non posso pensare che un romanzo di Stendhal è così lontano da un romanzo scritto da me, se è sempre l'uomo, è sempre la persona a confrontarsi con gli oggetti e con gli elementi e con la realtà. Quindi il modo in cui si percepisce la realtà e il modo in cui lo scrittore percepisce la realtà è sempre un modo che viene da un movimento interiore e non è mai un'imposizione dettata da chissà quale magia, da chissà quale sete di successo. Il modo in cui gli scrittori si sono approcciati alla realtà è lo stesso nei secoli, fanno riferimento all'emozione che vive la letteratura, alla vita della letteratura. Quindi in effetti anche questa è la riflessione che si può fare della letteratura comparata e della filologia, ma ci sarebbe tanto da dire. Adesso Beh, chiudiamo perché hai fatto un Luciano discorso dobbiamo chiudere perché veramente interessante. altrimenti non ci seguiranno. Io sono onorata di questa Ah, chiacchierata, onorata ah, perché io sentivo e sento che cambierà molte menti, perché è stata una discussione leggete, morbida. leggete, leggete. Il romanzo mio anche, soprattutto il romanzo mio. Specialmente partendo dal romanzo Origami, da Specialmente casa partendo da editrice Origami. Vabbè, Campiotto. abbiamo dato un po' un imprinting su come potrebbe realizzarsi la proiezione di una discussione morbida su un Mm. romanzo. Non morbida da salotto, Ah, ma serena. Ti ringrazio, Luciano. Grazie. ciao, a Ci sentiamo presto. prossimamente. Un abbraccio. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao.